Buonasera, i titoli. Nel pomeriggio a Palermo l'arrivo di Giorgia Meloni, il malaffare troverà davanti a sé uno Stato determinato. Così la Premier che annuncia l'arrivo di forze dell'ordine con il supporto dell'esercito. Poi al Museo del Presente per svelare la teca con la croma su cui viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo il giorno della strage. A Palermo azzerata la banda del Kalashnikov che da mesi terrorizzava i commercianti, 22 gli arresti, gli ordi partivano dal carcere, brucia tutto, anche Sisili Baikar nel libro mastro delle attività da colpire. A Sicilia 24 lo strazio della figlia che ha assistito all'omicidio del padre, assassinato in strada a riposto dal fratello. Il mostro era in giro, i carabinieri sapevano che era pericoloso. Convalidato il fermo dell'omicidio, l'autopsia della vittima mercoledì. In arrivo un'ondata di caldo africano che farà salire le temperature oltre i 40 gradi. Domani a Palermo allerta arancione per l'allarme incendi. A Catania oggi il confronto tra Confcommercio e l'amministrazione sul nuovo regolamento dei dehors. I ristoratori chiedono controlli anti-abusivismo, meno burocrazia e parcheggi. Calcio, il Catania da oggi al lavoro al Massimino per la prima fase della preparazione precampionato, da definire il programma delle amichevoli. In Serie B, primi allenamenti anche per il Palermo che in Trentino prosegue l'avvicinamento alla nuova stagione che per il difensore Bani deve essere quella del riscatto. Buonasera, e dunque Giorgia Meloni a Palermo nel giorno in cui la direzione distrettuale antimafia stringe il cerchio intorno alla mafia del pizzo. Il malaffare troverà davanti a sé uno Stato determinato che agisce, così la Premier che annuncia altri fondi e l'arrivo di forze dell'ordine e il supporto dell'esercito. Ma sentiamo Manlio Viola. È chiara e diretta la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi a Palermo, proprio nel giorno in cui i carabinieri stringono il cerchio intorno agli uomini del racket del pizzo che da novembre sono tornati a terrorizzare la zona nord-ovest della città e l'immediata provincia. La Premier, arrivando in città, aveva deposto una corona di fiori alla stella di Capaci in autostrada sul luogo che ricorda la bomba che uccise Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti e la loro scorta. Poi è arrivata in prefettura dove ha presieduto il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il messaggio deve essere chiaro: lo Stato c'è, non lascia sole le persone per bene, quelle che ogni giorno si rimboccano le maniche per creare ricchezza e lavoro in questo territorio. In seguito ha annunciato la possibilità di dispiegare anche unità dell'esercito, modificando le leggi che regolano l'operazione Strade Sicure per sostenere le forze dell'ordine e l'arrivo di ulteriori risorse economiche. Ai 9 milioni di euro che sono stati già assegnati a Palermo e ai comuni dell'area metropolitana se ne aggiungeranno altri 6 e sono chiaramente risorse molto preziose che servono a finanziare i progetti di sicurezza urbana e di potenziamento dei presidi sul territorio. Dopo il comitato, Meloni è andata a Palazzo Jung, dove ha scoperto la teca con la croma bianca su cui viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo il 23 maggio del 1992, che resterà esposta al Museo del Presente della Fondazione Falcone. Il testimone di Giovanni, il testimone di Paolo non è caduto, è saldo nelle mani delle istituzioni, rappresenta un giuramento quotidiano che va dal mio punto di vista onorato con i fatti. Al termine della cerimonia in serata la Presidente del Consiglio partirà direttamente da Palermo per il Qatar, diretta a Doha, dove parteciperà ai funerali dello sceicco Al Thani programmati per la giornata di domani. Lo sentivate, oggi è stata una giornata particolarmente intensa dal punto di vista della lotta contro il pizzo a Palermo e si scopre che anche la Sisili Baikar era di Dragotto nel libro mastro delle attività da colpire con minacce estortive, ordini dal carcere e attentati programmati. L'inchiesta della direzione distrettuale antimafia appunto di Palermo ha portato a 22 fermi, 7 dei quali già in carcere, e ricostruisce la strategia del gruppo finito nel mirino degli investigatori, gruppo che agiva a colpi di Kalashnikov. Roberta Lunghi.
C'era anche la Sicily by Car dell'imprenditore Tommaso Dragotto tra gli obiettivi del gruppo finito al centro dell'operazione antimafia della DDA di Palermo, che ha portato al fermo di 22 persone, 7 delle quali già in carcere, accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsioni e traffico di droga. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la sede di Carini dell'azienda sarebbe stata inserita nel libro mastro delle estorsioni, un elenco di attività commerciali da colpire con le relative somme richieste. Al centro dell'inchiesta la figura di Salvatore Verga, che per l'accusa era in grado di gestire gli affari dal carcere di Trani, impartendo ordini attraverso telefoni cellulari introdotti illegalmente nella sua cella. L'importante è che bruci tutto, la frase simbolo intercettata nelle comunicazioni. L'analisi dei telefoni sequestrati avrebbe consentito infatti ai carabinieri di ricostruire l'intera sequenza, dagli ordini impartiti dal carcere al reclutamento degli esecutori fino al furto dell'auto utilizzata per l'attentato e al pagamento del compenso: 400 euro per incendiare un'attività commerciale, 200 per rubare il mezzo destinato agli attentati. A completare il quadro investigativo, le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che ha riferito dell'esistenza di un presunto arsenale di armi fatte arrivare dalla Puglia. Per il ministro dell'Interno Piantedosi, l'esito dell'operazione conferma la presenza dello Stato e rafforza la fiducia dei cittadini. Il presidente della Commissione regionale antimafia, Antonello Cracolici, ha invece richiamato l'attenzione sul problema dell'introduzione dei cellulari nelle carceri. Apprezzamento anche dal presidente della regione Renato Schifani e dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla. L'operazione è stata accolta con favore anche dagli imprenditori colpiti dal racket. Siamo tornati a riposto dopo l'omicidio di Lino Guerrera, assassinato in strada dal fratello. Oggi parla la figlia della vittima. Il mostro era in giro, dice, i carabinieri sapevano che era pericoloso. L'ha sentita per noi Tonino De Mana. All'improvviso vedo che lui si avvicina al mostro. Mio padre mi dice: Marica, vattene a casa. Io ho detto no, non me ne vado. E allora ho visto che lui sfilava il coltello davanti alla bottega della frutta e ho corso verso di lui. Non so dove mi è venuto questo coraggio. Io volevo salvare mio padre, non volevo farlo arrivare da mio padre. E sono andata sopra di lui che mi ha tagliato, mi ha spinto, mi ha strattonato, sono piena di lividi. È lo straziante racconto di una tragedia annunciata, la voce rotta, il volto segnato dal dolore. Marica, figlia di Lino Guerrera, imprenditore ittico assassinato dal fratello a colpi di taglierino a riposto, non si dà pace ed invoca giustizia. Il mostro era già andato dai carabinieri un paio di giorni fa, qualche giorno fa, a preannunciare che avrebbe fatto una tragedia, una strage. I carabinieri, il maresciallo è andato da mio padre e l'ha informato e ha detto: a Natale stai attento che tuo fratello ha male, ha brutte intenzioni. Mio padre ha solo risposto: maresciallo, io che devo fare? Sono qui tutti i giorni a lavorare. Ha cercato in tutti i modi di salvare il padre dalla furia omicida dello zio Giovan Battista Guerrera, è corso in pescheria ma non ha potuto evitare la mattanza familiare. Restano le ferite sulle mani ed un inconsolabile dolore. Ha chiamato a casa mia mamma e ha detto: c'è mio fratello che fa come un pazzo, sicuramente succederà qualcosa, chiama i carabinieri, perché mio padre non li chiamava. A terra in via Federico Cafiero, teatro dell'uccisione, c'è una piantina, mentre davanti alla pescheria che si affaccia sul lungomare c'è un via vai di persone che si fermano, guardano e ricordano Lino, definito uomo buono ed instancabile lavoratore. La salma è stata trasferita all'obitorio del Policlinico di Catania, dove nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia. E resta in carcere Giovan Battista Guerrera, che sabato ha ucciso il fratello fuori dalla pescheria in via Duca del Mare, lo avete visto a riposto, conferiti gli incarichi ai medici legali, mercoledì l'autopsia sul corpo della vittima. Restiamo nel catanese perché un albanese è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato un connazionale al culmine di una lite ad Aci Bonaccorsi. Decisivo l'intervento di 2 carabinieri. Roberta Lungo. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio il 38enne albanese ritenuto responsabile dell'accoltellamento di un connazionale di 34 anni avvenuto ieri pomeriggio ad Aci Bonaccorsi all'interno di un chiosco bar. Decisivo l'intervento di 2 carabinieri liberi dal servizio che, dopo aver sentito le urla dei passanti, sono riusciti a bloccare l'uomo mentre tentava di fuggire. Secondo la ricostruzione dei militari, l'aggressione sarebbe maturata al culmine di una lite per futili motivi. Il 34enne sarebbe stato raggiunto da diversi
fendenti al torace, all'addome, al collo. La vittima è ricoverata in prognosi riservata in un ospedale catanese, ma non sarebbe in pericolo di vita. Durante il sopralluogo i carabinieri hanno recuperato un coltello a serramanico con tracce di sangue, ritenuto l'arma utilizzata nell'aggressione. Il 38enne è stato trasferito nel carcere di Catania, Piazza Lanza. In arrivo anche in Sicilia un'ondata di caldo africano che farà salire le temperature oltre i 40 gradi e domani a Palermo allerta arancione per rischio di incendi. Emanuela Corsi. La Sicilia si prepara a vivere una delle settimane più calde dell'anno. Una massa di aria calda proveniente dal deserto del Sahara si sta stabilizzando sul Mediterraneo centrale, determinando così una severa ondata di calore che colpirà l'intera isola a partire dalle prossime ore. Nel corso della settimana, in particolare da mercoledì, avremo delle temperature massime che lungo le coste si attesteranno tra i 33 e i 36-37 gradi, però accompagnate da alti tassi dell'umidità relativa, mentre sulle aree interne si toccheranno picchi anche di oltre 40-42 gradi, in particolare sulla piana di Catania, sulle aree più interne del Nisseno, dell'Agrigentino, del Palermitano. Temperature roventi di giorno, ma anche notti tropicali, con la colonnina di mercurio che non scenderà sotto i 26 gradi. Il caldo ci accompagnerà fino al fine settimana e probabilmente per una svolta dovremo attendere l'inizio della prossima settimana. Massima allerta per il rischio incendi. Già nelle scorse ore alcune zone dell'isola sono state colpite dalle fiamme alimentate dal vento di scirocco. La provincia più flagellata è Palermo, dove i roghi hanno interessato la macchia mediterranea e le campagne di Montelepre, Roccapalumba, Castronovo di Sicilia, Prizzi, Partinico e Villafrati. Nel catanese fiamme in un'area compresa tra la zona industriale e Vaccarizzo. Roghi anche a Siracusa, nel centro abitato, in viale Santa Panagia, in via Antonello da Messina, evacuate alcune abitazioni. E a proposito di incendi, un uomo è morto nell'entroterra di Marsala, siamo nel Trapanese, a quanto pare in conseguenza di un incendio di sterpaglia. Non è chiaro se l'incendio sia stato appiccato alla stessa vittima o da altri, comunque sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia, operatori sanitari del 118 e sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Si attende anche il parere del medico legale incaricato di effettuare accertamenti previsti per stabilire le esatte cause del decesso. Adesso a Siracusa, capitale delle perdite d'acqua, con il 65%, oggi replica la società Aretusa Acque che gestisce il servizio. I soldi ci sono per sostituire le condutture, ma ci vorranno anni. Francesco Loi. Aretusacque si scusa, anche se l'emergenza idrica che si sta vivendo a Siracusa ha origini ben più lontane. Il nuovo gestore, infatti, è subentrato a Siam appena qualche settimana fa e quello che sta accadendo è frutto di una mancanza di investimenti nel corso degli anni. Siamo stati sfortunati perché subentrando si sono verificati una serie di guasti, in aggiunta una serie di blackout, quindi il sistema idrico è andato in crisi proprio nel periodo anche più caldo, con l'arrivo anche dei turisti. Siracusa è la città dove si spreca più acqua in Sicilia, ottava in Italia. Dall'analisi della CGIA di Mestre emerge che di quella immessa in rete se ne perde il 65,2%, colpa delle condutture troppo vecchie. Passa attraverso questo primo passaggio, quindi trasformare la riparazione da una riparazione puntuale a una riparazione nella quale si cambia tratto di tubo. Ci saranno interventi di distrettualizzazione e gestione delle pressioni. È una grande sfida per Aretusa Acque e per i soci che la compongono. È un percorso medio-lungo perché c'è da recuperare parecchia strada, ma ci sono i fondi per poter fare bene. Intanto, a fasi alterne in diverse zone della città, i rubinetti restano a secco e i siracusani sono infuriati. Stiamo lavorando senza soluzione di continuità sia il sabato che la domenica, facendo anche i turni straordinari proprio per cercare di ripristinare il servizio prima possibile. Uno dei simboli di questa emergenza è la fontana di Diana, a Ortigia, spenta. Ad Agrigento il quartiere di Maddalusa continua ad avere sete. Dopo settimane di disagi si apre uno spiraglio. La Regione infatti ha convocato un tavolo tecnico in prefettura, ma resta da risolvere il nodo delle case abusive. Davide Sardo.
2 mesi senza acqua. A Maddalusa, quartiere residenziale alla periferia sud dell'Agrigento, l'emergenza continua e ora si cerca una soluzione. Sul tavolo non c'è soltanto il ripristino dell'erogazione idrica, ma anche la regolarizzazione urbanistica di molte abitazioni. Alcuni immobili, pur pagando i tributi e usufruendo di servizi come energia elettrica e fibra ottica, sono in parte abusivi. Una situazione che rende ancora più complessa la vicenda. Solidarietà ai residenti arriva dall'Arcivescovo di Santo Damiano e da Don Marco Damanti, che chiedono risposte rapide e interventi concreti. C'è l'obbligo da parte dell'azienda AICA, l'obbligo ai cittadini, a tutti, di fare anche i contratti idrici nelle zone non servite dal laccio idrico e fognario, quelle zone lontane dai centri urbani, cosiddette zone di campagna, quelle zone dove non c'è allaccio idrico e fognario per colpa e causa dei comuni che ancora dopo tanti anni non hanno pensato al piano urbanistico e quindi non è colpa della gente. L'attenzione è ora rivolta al vertice convocato mercoledì in prefettura con il direttore della protezione civile regionale Salvo Cocina, il sindaco Michele Sodano e i vertici di AICA. L'obiettivo è individuare una soluzione che riporti l'acqua nelle case degli abitanti di Maddalusa, affrontando anche gli aspetti urbanistici che incidono sulla vicenda. Una breve pausa, poi a Catania il confronto fra la Confcommercio e l'amministrazione sulla questione dei ORS, che sono gli spazi all'aperto di ristoranti e pub. Catania, oggi confronto tra gli associati di Confcommercio e l'amministrazione comunale sul nuovo regolamento dei DEORS. I ristoratori chiedono controlli anti-abusivismo, meno burocrazia e parcheggi. Luca Ciliberti. Un confronto schietto diretto tra i ristoratori e l'amministrazione comunale per smussare gli angoli e trovare nuovi punti di incontro. L'occasione è il tavolo organizzato da FIPE Confcommercio sul nuovo regolamento dei DEOR approvato in Consiglio Comunale lo scorso 23 giugno. Ma la discussione gira subito sullo stato dei pubblici esercizi in città, con imprenditori costretti a inseguire i clienti divincolandosi tra i problemi di sempre, burocrazia, parcheggi e controlli. Tutto si basa su una ricerca di equilibri che stiamo trovando e noi continuamente ci confrontiamo con la città, con le associazioni di categoria, con chiunque ci può dare un contributo, perché non abbiamo la pretesa di essere dalla parte della ragione. Eppure quello dei DEOR, che di fatto non sono altro che gli spazi all'aperto che consentono ai locali di ampliare la superficie commerciale, è un tema affrontato da anni. Nella giungla di verande, tettoie e ombrelloni improvvisati l'amministrazione ha voluto mettere dei punti fermi. Oggi i ristoratori chiedono soprattutto controlli puntuali e precisi. Per esempio, io vi dico, uno dei tanti chioschi o i panifici che mettono i tavoli fuori, naturalmente non viene più tollerato, e allora questo l'amministrazione l'ha capito e speriamo che avremo una serie di leggi uguali per tutti. Non è un'azione repressiva, è un'azione di controllo, laddove poi la sanzione diventa lo strumento per esigere il rispetto della regola violata. Questo è inevitabile che accada in qualunque consesso urbano, in qualunque consesso civile. Sulla pedonalizzazione di Piazza Castellursino poi l'amministrazione non torna indietro. Se qualcuno pensa che noi possiamo tornare alla sosta selvaggia, che noi possiamo tornare ai parcheggiatori abusivi, alle persone che impennavano, ai ragazzini che impennavano sulla piazza, per non dire attività criminali ancora peggiori, su questo mi troverà sempre ostile. Sempre a Catania, a Palazzo degli Elefanti, 22 nuovi agenti di polizia locale hanno prestato giuramento e questi agenti vanno ad aggiungersi ai 200 già immessi in servizio. Le nuove assunzioni, 4 a tempo indeterminato e 18 per un biennio, sono state rese possibili con i finanziamenti ministeriali. Enzo Iacchetti si racconta a Modica presentando la sua autobiografia, 25 minuti di felicità tra emozioni, successi e un filo di malinconia. Veronica Barbarino. Il padre lo sognava ragioniere, ma lui voleva vivere di musica e comicità. E così è stato. Enzo Iacchetti si racconta a Modica, ospite del Festival Letterario Scenari. Con il suo stile ironico e irriverente ha presentato la sua autobiografia. Dal titolo 25 minuti di felicità, con ironia, emozione e voglia di guardare avanti, mostra come dietro ogni sorriso si nasconda una storia da raccontare e un sottile filo di malinconia. La malinconia fa parte della creatività. Se fai un lavoro creativo e magari non ti viene nulla di creativo, diventi malinconico, allora cominci a osservare le cose e
con un po' di sentimento tutto diventa più semplice. Nel libro trovano spazio le grandi soddisfazioni della carriera, ma anche le cadute, affrontate e superate con la tenacia di Rocky Balboa. Ci sono gli affetti più cari, gli amici, gli amori, la passione per la politica, sempre dalla parte dei più deboli. E tra i ricordi più divertenti raffiora anche l'esperienza al Maurizio Costanzo Show, con le celebri canzoni corte, diventate uno dei suoi marchi di fabbrica. Io faccio la canzone, incomincia qua, e prima o poi arriverà a metà, inevitabilmente, inesorabilmente, a un certo punto la canzone finirà. In questo caso è finita già. Un libro che invita a vivere ogni minuto con autenticità, perché anche se il tempo a disposizione è solo mezz'ora di fronte all'immensità dell'universo, può essere sufficiente per lasciare un segno. Ci fermiamo, breve pausa allo sport, il calcio, comincia il ritiro sia per Catania sia per Palermo. Il calcio, parola al campo, inizia oggi per il Catania la prima fase del ritiro che si terrà al Massimino, primo allenamento agli ordini di mister Longo, da definire il programma delle amichevoli. Tonino De Mana. Dopo le presentazioni del DS Varrà e del tecnico Longo, la parola passa al campo, con il Catania che ha iniziato la prima fase del ritiro precampionato in sede per poi proseguire dal 27 luglio al 7 agosto a Norcia in Umbria. Il nuovo tecnico porta con sé un programma consolidato ed approntato da tempo, con una colazione condivisa tra giocatori e staff, un modo per compattare il più possibile il gruppo. La novità, è stato detto anche in conferenza stampa, è che ci sarà una maggiore presenza del settore giovanile, con diversi giocatori provenienti dal vivaio che verranno arruolati alla prima squadra. Al gruppo al momento non si è aggregato il centrocampista Aloi, che ha bisogno di effettuare ulteriori accertamenti per capire se veramente l'infortunio della passata stagione è alle spalle. Telefoni roventi per Varrà, che ha intavolato una serie di trattative che potrebbero essere concretizzate nelle prossime ore. Tanti nomi accostati al Catania che sicuramente cambierà volto in tutti i reparti. In uscita a Casasola può considerarsi, a meno di clamorose novità, un giocatore dell'Union Brescia, mentre Luperini è corteggiato dal Cosenza. Sondaggio del Casarano per Caturano. In ritiro anche il Palermo, per Bani deve essere la stagione del riscatto, sul mercato fase di stallo per Rao. Marco Gullà. Prosegue il lavoro del Palermo in Val Gardena con il tecnico Inzaghi che prosegue col gruppo a disposizione alle prove tecniche del suo nuovo 4-2-3-1. Tra palestra e allenamenti più intensi, la squadra rosanero scioglie i muscoli e lavora per provare ad essere protagonista nel prossimo campionato di Serie B. È normale che crei delle aspettative, come è giusto che sia per una squadra importante come il Palermo, quindi ne siamo consapevoli, vogliamo fare un campionato molto importante, secondo me comunque come abbiamo fatto anche l'anno scorso, cercando di migliorare quello che abbiamo fatto, perché a quanto pare non è bastato, come dimostrano i fatti, quindi sappiamo bene quali sono gli obiettivi nostri e quelli della nostra gente e siamo pronti, ci prepareremo per quello e insomma siamo convinti di tutto ciò. Mercato, i tempi potrebbero allungarsi per Rao che andrà in ritiro con il Napoli dal 17 luglio e verrà visionato da Allegri. Il Palermo resta fiducioso, consapevole del fatto che dovrà pazientare ancora un po'. Per Compagnoni invece c'è un'intesa con il Venezia per il ruolo di centravanti, resta il gradimento del club rosanero per Moreo, tra l'altro molto gradito a Inzaghi. Il Pisa però vorrebbe le Duaron. Uscite, Corona è destinato alla Virtus Entella, Di Bartolo all'Altamura, mentre su Vacic c'è l'interesse di Vicenza, su Tirol e Padova e poi anche Sampdoria. Sugli altri esuberi il mercato resta in stallo. È tutto, grazie per l'ascolto e buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.